Vessazioni continue, ma anche la minaccia che se lei, la nipote, non gli avesse inviato puntualmente le sue fotografie, avrebbe detto a mamma e papà che non aveva passato l'esame per la patente. I fatti portati alla luce dai carabinieri di Castelfranco avvengono in un comune ai confini tra le province di Treviso e Vicenza, tra il Bassanese e la Castellana. La soggiogazione della nipote è cominciata 8 anni fa, quando lei aveva appena 12 anni, prima la passeggiata, poi la palpatina, poi il rapporto sessuale completo. Abusi che l'orco perverso, alle spalle anche un precedente per sfruttamento della prostituzione minorile, consumava in un garage di proprietà di un amico e ritraeva con una macchina fotografica. Nell'abitazione del nonno abbiamo rinvenuto più di 154 fotografie di ragazze nude e in parti intime, un telefonino contenente immagini di ragazze nude, verosimilmente minorenne. Il sospetto che ora andrà appurato è che la nipote non fosse l'unica vittima del nonno, che a quanto pare aveva messo a punto un reticolo di contatti di ragazze pronte a inviare foto a farsi fotografare in cambio di ricariche e regalini. Lui era riuscito a conquistare la sua fiducia negli anni, a tenerla in pugno così da fargli assecondare ogni sua volontà, ogni suo desiderio. Dopo l'ultimo episodio d'aprile, la ventenne ha deciso di rivolgersi al consultorio di Castelfranco, dove i medici con pazienza l'hanno aiutata a realizzare che quello del nonno non era amore, ma un vero e proprio abuso. Grazie alla segnalazione del servizio del consultorio familiare di Castelfranco siamo riusciti a convincere la ragazza a presentare denuncia. Ora l'orco è in manette, i carabinieri indagano, convinti che ci possano essere dei complici e purtroppo anche altre vittime.